E io chiamo Rete Veneta, ci troviamo a Villa Raspa, nel territorio del comune di Colceresa. Ebbene, alle mie spalle, voi vedete, c'è la scuola parrocchiale d'infanzia e i genitori ci hanno chiamato perché è una scuola coccola, addirittura ci hanno scritto, ma ahimè è destinata a chiudere. Allora, innanzitutto andiamo a sentire un po' questi genitori. Quali sono le caratteristiche di questa scuola? Voi avete detto che è coccola, ma che cosa avviene all'interno? Quali sono i programmi? Ma praticamente si fa un corso di psicomotricità, un corso di musica, si fanno delle uscite, delle gite in giornata e dei corsi di nuoto anche. Tutto a dimensione di famiglia, come avveniva già nel 1920. Adesso la festa dei nonni, il pranzo tutti assieme con mamma e papà, la vendita delle torte pro asilo, le gite fuori porta. Maria Berica è lì a fare da mangiare ai bambini da 20 anni, come pure Vittoria che si occupa delle pulizie. Lei è un papà, che cosa sta avvenendo? Sta avvenendo che a causa delle scarse nascite le iscrizioni sono insufficienti a mantenere efficiente la scuola. La scuola è destinata a chiudere. Don Ernesto Cabrele, parroco, è a fianco dei genitori, ma senza sostegno finanziario da parte di Miur e Regione non si va da nessuna parte. Gli iscritti sono 14, bisogna arrivare almeno a 18 bambini per salvare la scuola. La parrocchia e le varie associazioni del paese hanno fatto di tutto per trovare i fondi, si impegnano a sostenere la scuola, però il nostro problema è avere anche i contributi ministeriali che arrivano se riusciamo ad avere un numero minimo. In quasi 40 anni di insegnamento ho potuto accogliere più volte i bambini in classe prima e i bambini che arrivavano da questa scuola hanno sempre avuto una buonissima preparazione sia dal punto di vista didattico che da quello delle relazioni. L'appello accorato a tutti i genitori che magari passassero di qua per lavoro, vanno verso Breganze, di venirci a visitare perché la scuola funziona veramente bene. Le maestre sono brave, accoglienti, poi è un ambiente piccolo dove il bambino è in prima persona preso proprio tenuto in considerazione.